Ben ritrovati con l'informazione locale di Radio Adige Verona Network. Accertato il primo contagio nel sud Italia. Si tratta di una turista bergamasca trovata positiva a Palermo. Fermo a 7 il conto dei decessi in Italia di persone risultate positive al coronavirus. L'ultima vittima era un paziente in dialisi. Come in quasi tutti i precedenti casi in Italia, le persone colpite più duramente dal virus risultano quindi essere quelle già indebolite da altre patologie. Oltre 200 ormai contagi nel paese. In Veneto sono saliti a 38 i casi di persone positive al coronavirus. Nel cluster di Vo si contano 29 casi, tra cui la vittima nota, 4 in quello di Mira, in provincia di Venezia, e 5 a Venezia città. In totale 5 pazienti si trovano in terapia intensiva, mentre sono 18 le persone positive in isolamento domiciliare. E intanto si accentuano le tensioni fra regioni e governo. L'assessore lombardo Gallera aveva attaccato Conte dicendo che il sistema di protezione civile nazionale non sta dando alcun tipo di risposta ai problemi organizzativi e gestionali e avrebbero dovuto prevedere e disporre informazioni più accurate, dice l'assessore lombardo. Il presidente del Consiglio ha risposto con l'annuncio di voler unificare tutti i protocolli. Questo è il momento di confrontarsi con i governatori, ha detto Conte, per concordare le prossime azioni. Noi proporremo un controllo condiviso con tutti per evitare di andare in ordine sparso. Queste le parole di Conte. E in riferimento alla diffusione del virus, Confindustria Verona ha avviato una serie di attività per monitorare la situazione e rispondere ai bisogni delle imprese. Online su www.confindustria.vr.it tutte le informazioni per le imprese. Attivato anche un numero telefonico dedicato e realizzato un protocollo di autodisciplina per le aziende. Il presidente di Confindustria Verona, Michele Bauli, chiede risposte appunto per le imprese. E ricordiamo infine che è attivo da ieri il numero verde della Regione Veneto 846 23 40 per informare i cittadini sulla diffusione del virus. I tecnici della Regione precisano che le persone che temono di essere entrate in contatto con soggetti infetti ma che non hanno alcun sintomo o che presentano sintomi lievi non devono recarsi in ospedale e non devono chiamare il 118, devono invece rivolgersi al numero verde che in base alle notizie riferite fornirà loro tutte le informazioni necessarie. Ripetiamo il numero verde della Regione Veneto 846 23 40. Con questo è tutto, arrivederci al prossimo appuntamento con l'informazione locale di Radio Adige Verona Network.